Sequestrato l'Apollo con lo scudo, un falso dipinto attribuito al Tiepolo. Sul mercato da almeno 3 anni era stato più volte venduto e ricomprato, ma era appunto un falso e riprodotto nel 1950, così dalle analisi al carbonio effettuate. La Guardia di Finanza di Venezia ha dato esecuzione su ordine della Procura di Treviso al sequestro del falso dipinto e che vede ora due persone indagate, entrambe residenti a Treviso, ovvero il presunto autore del falso e colui che lo avrebbe posto in vendita. L'elemento peculiare che ha insospettito i finanzieri è stata la presenza di più accrediti di autenticità rilasciati sotto forma di relazioni peritali da esperti d'arte defunti, certificazioni che spesso sono utilizzate da falsari e trafficanti d'arte per autenticare dipinti di pregio o comunque per nasconderne la dubbia provenienza.